Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlare dei frutti che cadono vicino all'albero, perché chiaramente il frutto è la rappresentazione più piccola dell'albero. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube Lily Gala, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, se non l'avete ancora fatto, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Stiamo rilanciando il link sono sotto qui in descrizione, il gruppo di Fese, Radionica, Radiestesia, Terologia e Hermetismo. Siamo più di 1430 amicizie e stiamo crescendo. In più vi ricordo anche il sito capitano.altervista.no, link sotto in descrizione, dove il vostro marietto ha posizionato più di 20 ebook di radionica radiestesia gratuita con tanto di spiegazioni, sono gratuiti, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro marietto veneziano ha già donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici con tante spiegazioni targate Marietto Veneziano. Qui abbiamo anche una sezione shop, il legale Marietto Veneziano, dove ad esempio vendiamo questo amuleto talismano a 150 euro più spese di spedizione. Bene, abbiamo anche un gruppo di Telegram che è in work progress e prima o poi reinizieremo quando avremo tempo. Bene, adesso parliamo un po' di questa situazione perché spesso e volentieri delle mamme mi telefonano un po' disperate che hanno perso la situazione e il controllo dei propri figli, no? E lì c'è poco da fare se non attivare riti propiziatori e riti, insomma, che diano rinforzo e qualche circuito. Ma quelle mamme che sono ancora all'inizio, no? Che magari stanno progettando di mettere su famiglia con tanto di bambini, il vostro marietto vuol dare dei consigli, no? Certo che chi segue il marietto questa cosa l'ha già sentita detta in altre salse, comunque è molto importante che lo ripeto perché molte mamme mi contattano, molte donne mi contattano, molti signori mi contattano perché hanno delle piccole salitelle in casa e non riescono a capire dove hanno sbagliato. Ultimamente avevo letto che su un social una scritta del genere, no? Se siete della generazione dei quarantenni, divertitevi perché la prossima generazione che dovrebbe pagare la vostra pensione adesso è su TikTok, no? E quindi l'ho detta, cioè era una battutina, però effettivamente molti giovani purtroppo sono assorbiti da questo pifferaio magico che sono questi social che fanno perdere un po' la voglia di essere, tra virgolette, creativi e gente che fa. Ma perché siamo arrivati a questo punto? Cioè noi, almeno io parlo per il sottoscritto della serie nato nei baby boom e quindi sono figlio di gente che aveva visto la seconda guerra mondiale e mio padre era un militare, mio nonno era un militare e di conseguenza e chiaramente ho avuto un'istruzione, un addestramento a scatoletta. Molti altri non hanno avuto questa fortuna, no? E, della serie del 68, no? Quando si voleva dividere tra virgolette, la ricchezza per tutti, ma non c'è ricchezza per tutti in questo mondo, è inutile essere ipocriti, no? C'è una parte di persone che hanno il karma di dover guidare ed aiutare gli altri e una parte che ci sono, ad esempio, in un treno non sono tutte locomotive, c'è una locomotiva e tanti vagoni, no? E questo è un concetto che si riversa poi anche nella società. Ci sono alcuni che sono preposti a guidare perché hanno le qualità, altri che non hanno le qualità ma vogliono guidare per stare su con l'ego nella piramide e quelli sono quelli che fanno più danni, no? E creano le raccomandazioni, bustarelle e quant'altro. Però per quelle mamme che sono agli inizi, no, che vogliono capire come creare una locomotiva e non un vagone che poi un giorno per un posto di lavoro dovrà essere raccomandato perché se no non lo prenderanno neanche. La base è dargli un'istruzione forte, no? Un'istruzione forte in cui lui possa, il figlio, creare un abito mentale da guerriero, no? Un abito che deve capire che tutto quello che lui ha se lo deve guadagnare, ma non perché voi siete cattivi, perché quando voi non ci sarete più, nessuno gli regalerà qualcosa gratis e tutto dovrà essere pagato. E poi lui gli farete evitare tanti errori nella vita. Io ho sentito tante mamme
che magari gli avevano regalato PS4, gli avevano regalato a destra e a sinistra, poi lui pensava che la vita fosse come una PS4, gli ha regalato una macchina da 60.000 euro, ha preso la macchina, è andato contro un muro e ha capito che la PS4 poteva permettersi di andare contro un muro, ma con una macchina da 60.000 euro andare contro un muro a una certa velocità si è reso conto che il muro c'era e si è fatto la bua. E dopo vai a chiudere la stalla quando i buoi sono usciti. Quindi ai propri figli bisogna dargli già da 4-5 anni un'educazione importante, un'educazione ferrea. Certo che molte persone non hanno queste qualità, forse perché non hanno avuto dei genitori che sono stati adeguatamente, come si dice, motivati, adeguatamente istruiti e di conseguenza loro non hanno queste capacità e allora devono trovare qualcuno che gli spieghi queste cose. Di solito il Marietto consiglia di inserirli in squadre sportive di qualità. Certo che siamo lì inseriti in squadre sportive in cui l'allenatore è più conscio dei, tra virgolette, messo male dei bambini 10-12 anni, no? Perché anch'io ho visto certe cose che dico, ma questo qui non è un allenatore, è uno che non sa cosa fare e va a riempire questi buchi. Allora è chiaro che la cosa non funziona, cioè bisogna copiare dai migliori, bisogna andare in posti dove il vostro figlio lo forgino come il ferro viene forgiato con il fuoco, o anche a livello artistico, insomma, bisogna trovare uno sport o un allenatore o una squadra che dia quello che in casa non si riesce a dare. Questo è chiaro perché i genitori non possono far tutto. In questo periodo noi siamo anche in un periodo sotto pressione, poi ci saranno quei genitori alzati ai scuri che cominceranno a prendere la scusa del Covid a destra e a sinistra. Io non sto parlando adesso, io sto parlando di una forma mentale in cui voi spiegate ai vostri bambini che quando finiscono la colazione devono prendere il proprio piatto, andarselo a mettere nel lavandino e magari anche lavarselo. È un esempio, no? Perché vedo sempre e sento sempre spesso di gente che non è abituata a lavorare di squadra, no? E quindi di conseguenza poi quando i figli diventano grandi, queste ragnatele che hanno dentro nel loro abito mentale li influiscono in modo negativo, di conseguenza creeranno famiglie, farlocche, roba del genere da PS4. Io vi voglio ricordare anche che, ad esempio, uno dei più grandi generali che l'umanità ha avuto è Henry Himmler, della seconda guerra mondiale, prima della seconda guerra mondiale, era riuscito con Führer, no, a creare uno Stato che praticamente era allo sbando in 7-8 anni, uno Stato virtuoso, uno Stato immenso, uno Stato che aveva delle idee guida molto importanti. La Germania, voglio ricollegarmi a questo concetto, perché la Germania è diventata dopo pochi anni, anche se va presso la guerra mondiale, la terza potenza, come si suol dire, economica mondiale, per il semplice fatto che tutte queste della Gestapo, tutte queste delle SS che avevano preso, cioè c'erano vari livelli di Gestapo e c'era 1 milione di persone che Himmler aveva istruito tramite chiaramente istruzione, no, libri e roba del genere, sia con un sistema militare sia anche con un sistema esoterico. Quindi quando la Germania ha perso la guerra, Adrià che gli alleati hanno voluto creare un muro di cinta contro l'Est, no? Però nel mondo tedesco, nel mondo germanico, esisteva sempre 1 milione di esoteristi creati dal generale Heinrich Himmler, no? Adesso noi in Italia siamo un po' così come siamo, qui stanno creando i milioni di PS4, di Xbox, chiamatelo come volete, di TikTok, però anche per le mamme più attente, i papà più attenti si devono sedere, mettersi a parlare quando i figli hanno 4-5 anni e pianificare una strategia per creare un abito mentale in cui quando queste persone, cioè i loro genitori, non ci saranno più, il figlio sarà una riserva, sarà come si dice, un aiuto, sarà una risorsa per la propria moglie e per la propria nazione, no? Perché la nazione nasce in casa, la nazione nasce fra le famiglie. Uno Stato sacro suolo italiano nasce proprio dalle famiglie poi si evolve. Poi un'altra cosa che vorrei aggiungere per tutti quelli che stannacciano la democrazia, roba del genere, io l'ho già spiegato tante volte che noi viviamo sotto una tassocrazia
degli Stati Uniti che hanno le potere. Quindi quando voi sentite nei vari talk show che si ammazzano, si straccino le vesti, no? Per tavolare discorsi su destra, non esiste. Esistono il mondo misterico che guida, esiste il mondo militare, esiste il mondo esoterico, esistono i servizi segreti, ma tutto questo talk show che voi vedete, questo finto turbo capitalisti che voi vi immaginate che esista, esiste sulla carta ed esiste solamente, è come se ci fossero dei binari, no? E noi viviamo su questi binari. Quando vedete il giullare di corte che magari guadagna milioni di euro, di dollari, fa iniziare una guerra mediatica contro un altro, è solo fumo per le allodole per il semplice fatto che ci stiamo preparando, siamo dentro a un periodo caldo, 2020-2029, che insomma sarà difficile per noi. Quindi cosa dobbiamo fare noi di base? Costruire un abito mentale per i nostri figli tramite un'educazione ferrea, se non ci riusciamo noi, li portate in una bella squadra o a suonare il violino, insomma dovete impegnarvi dove loro vedete che hanno queste possibilità, queste qualità, non potete lasciarle a casa a stare fermi davanti a una PS4 a giocare o alla guerra o alla macchina, perché arriverà un giorno che voi non ci sarete più ad aiutarli, a curarli, e se lui non ha l'adeguata attrezzatura mentale, sarà praticamente asfaltato e non riuscirà a capire che non viviamo per la socrazia. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.